Ah, dovete regalarmi perché i miei politici. No, ma stamattina alle 5 cosa è successo? Sono arrivati i carabinieri, basta. L'avrebbero prelevato qui nella sua casa di Via De Gasperi a Colle Umberto. Franco Rocchetta, 66 anni, volto storico dell'indipendentismo veneto e soprattutto fondatore della Liga, poi diventata Lega Nord. Già consigliere regionale e senatore della Repubblica, vive in questa casa che mostra da sola, ad esempio con il tetto coperto da un telo contro le infiltrazioni, come non si sia arricchito con la politica. Dopo un periodo di lontananza dalla politica attiva, era ricomparso in occasione del referendum online di plebiscito EU e aveva commentato così il risultato espresso dai veneti. Noi siamo la Repubblica Veneta, noi siamo la Repubblica Veneta occupata. La scuola coloniale, l'università coloniale ci fa credere di essere qualcos'altro e i risultati devastanti si vedono, si sono visti. Nonostante ciò, le sue dichiarazioni di allora erano ben distanti dalle accuse di oggi. Noi non abbiamo bisogno di far saltare i tralicci o usare Molotov o Kalashnikov, perché la nostra arma è l'arma dell'informazione.